arrivato a più miti consigli, ma con l'obiettivo di realizzare. Teodosic va a sbagliare, poi Jordan Mickey, la prima tripla l'ha messa, ricordiamo, altre 3 per arrivare alle 600 in Serie A. La risposta di Teodosic, Alessandro Paiola per Teodosic, vuole andare fino in fondo, pesca Shengelia, si gira, prova a cercare il pertugio giusto, va a segnare il tiro più difficile. Shengelia contro Pinkins in avvicinamento per l'ennesima volta, lo scarico per Teodosic da 3, il sorpasso della Virtus Bologna. Shengelia per Hackett, adesso vuole andare in avvicinamento sfruttando il mismatch con Enna, canestro e fallo. Scafati, ma deve cercare quantomeno di portarlo in singola cifra. Pinkins attacca il ferro, arriva il canestro di Chris Pinkins e poi è riapparso lì in angolo l'intercetto di Shengelia che vola in contropiede. Tocco Shengelia, Pinkins per Okoye, cadendo all'indietro, l'errore, Imbro è lesto a rimbalzo, canestro e fallo di Matteo Imbro. Di Scafati della scorsa estate, l'intercetto della Givova, la schiacciata di Martin Krampel, è lì. Rossato, ancora spazio per Imbro, spazio per il tiro di Rossato che vuole andare da Martin Krampel. Krampel su Teodosic, palla murata letteralmente da Thompson che adesso tiene Mickey, si gira, ritorna da Paiola che deve tirare, Alessandro Paiola. Percentuale è il numero di tiri liberi segnati e tentati. Teodosic da 3, il guizzo di Milos Teodosic, 13 punti e 17 rimbalzi per Thompson. Shengelia attacca il ferro, a realizzare anche lui. Thompson cerca Logan, deve trovare un consegnato, Logan lo scarico per Pinkins, il tiro dell'americano di tabella, segno. Attaccata al treno della partita. Attaccare Rossato, lo step back per tirare, il tiro è corto, ha provato a vincerla Rossato, alla fine